s'avvicinava lo Santo Natale e tu in casa a passarlo lo vuole perché credeva giusto e naturale della famiglia virili console come con era ancora un cittadino senza d'incordo malo destino. Lo cuore ce l'aveva ancora chino della docizia d'un tempo lontano, quando l'amore savia vicino, l'amore spenserato e giucolano. E ripeteva l'occhio luminosi di Mariannina sola, occhio adorosi. Se ricordavo quando i chiuccarusi, nonno l'avvicinavo tremando quasi e ci disse parole affettuose. Dati l'amore fuori prima e base. E di da rossa impacci a fronte serra la mano c'è se già scappava la bedra pure in tanta notte di Natale pare che l'aveva avanti all'occhio Morenina che ci stringeva la mano come la prima volta che si piccinuzziti in cuore si sentia tanti cutedda a dei ricordi che venivano a fudda per disturbare le sue cervelle e farci sedare la merudda. Cosa pensavo se in casa mia posso trovare la bella Maria e fabbricava con la fantasia l'incontro fatto d'affetto e di gioia, l'incontro più amoroso che ci sia, senza pensare allo destino boia che lo teneva ambinto alla galera per le delitti che ho fatto a schera. Ma pittorino scando non ce n'era, non conosceva non so che la paura e deciso lo modo e la maniera di ir a monte lepra a tarda ora alla vigilia di Natale appunto per godersi la festa appena giunta. Però non rinescivo tutto lo conto per quanto fosse attivo e stasse attento perché la polizia in por mi aveva assunto e di tu sapeva lo sentimento sapeva l'amore che non c'aveva un petto e per la casa so tutto l'affetto lo colonnello disse che l'aspetto per Natale scino lo pecciato ne sogno sicurezza me scommetto che me lo mangio meglio d'un biscotto torrete fatte dentro le montagne scendi un paese insieme alle compagne e allora s'abbruciarono le castagne perché la polizia ci mise impegni e fu una notte d'arresto e di Spagna di scaramulci, di scolci zengegni non possono scappare le briganti che vengono arrestate tutte quanti scappavo solo Giuliano da stanti che fu più fortunato veramente ma fu pigliato un urire gigante che lo socorre sconvolgì un tenente. Ci passi un'ingiustizia madornale, doncheto dalla notte di Natale. E peggio di Lucifero infernali, vennetta pensa la vennetta vuole, scappa e s'apposta, a taglio lo stradale. Armato di lomite e due pistole, aspettano l'amici prigionieri accompagnati dei carabinieri già precettata via andò pensieri all'autocarro subito sparare con la speranza che le cartucciere potesse prestamente sbarazzare e liberare da questi sparanno le sue compagne che attaccate stanno sparavo dei fatti e fece sangue e danno un carabiniere cascava un murabondo non si figurava tale inganno non credia sta sorpresa tonno
ma la sorpresa durava poco poco e scatena un bitto e duro fuoco. E che successi? I carabinieri sparavano, Giuliano sparava ancora, suonava la campagna andando loco, la moschetteria faceva l'eco, poco annotore fece lo sa sfogo. Smettiu la lotta e a chiana pote sbego. Solo soletto la montagna cara, che con le sue caverne lo ripara. Era contento di spara perché le sue compagne in che dura sapevano che Tura si prepara per liberarle dalla sua cattura e non erano affatto abbandonati essendo Giuliano libertati. Difatti pochi giorni sono passati di lunatali e gialli pezzuti ci arrivano di gente calzarati per serrare le sbarre mote e prima che sforavo la settimana libero ognuno alla montagna chiana. Tu cazzo se ne scende caro lenzola e foro a libertà e con la libertà costavo più gana d'ogni bandito e tu più fortuna perché della ricchezza paesana poco ce ne lasciavo ad ogni persona. Quest'ussione, regatte e rapini denaro ne insaccava senza fini aveva le casce forti e bellichini le ricche della guerra li baruni e tanti benestanti cittadini paro spogliate delle milioni mentre Toretto palo generoso con lo popolo asce bisognoso dava denaro con lo pugno chiuso a concontrava debole e indifiso dava l'aiuto sacco fermo puso a difendendo lo debole offeso e con giustizia Dio addomannava giustizia a mondo so sommerssava la fama socchio stava e chiocchianava la stampa di Giuliano già scriveva e Dio a tale scritto si pregava perché nome importante si credeva specie quando leggivo una rivista che era cercato delle giornalista ma mentre tanta gloria conquista non dorme la giustizia non può sosta e a Giuliano non perde di vista la sottività cara ci costa perciò stende una rete di spionaggio attorno a Dio in lo suo passaggio ma tu sempre a letta a te assaggio senti che attorno a Dio c'è un maneggio e lo sospetto viene adagio dentro lo cuore sa fare un passeggio sentendo l'aria che c'è tremendo ed apro l'occhio e chiuso sta attento c'era nella sua banda ad un momento un picciottello appena giunto che dichiarava di essere contento di fare lo brigante giusto appunto e fu propriamente sopra Dio che lo sospetto cascavo di Torino lo fece susbigliare mentre Dio crediano lo guardasse proprio nudo ma siccome era ancora piccerino correndo ci seccavo lo pedagogo che una nottata Tore dissi a te me ne accorgiuto che mi fai la spia no non è vero Vergine Maria non sogno già aretore e manco boia e io ti dico se meglio per te se tu non avessi nato figlio gioia ditti si tu lo sai le tue preghiere raccomandi da Dio delle sincere Giuliano sulle stande tirava la pistola
e il picciottello gridava nato, non mi ammazzare, ma Giuliano non ti se non pietà e lui regolava a mereri verso il muro, pieno di furore, non mi ammazzare, tu non so veri. Lì da sospette parola nude, ma Giuliano là areggio ya du picciotto morto stenne chiao. Lo sopra del tuo corpo ce l'assao, voglio di carta scritta e se ne io andato poi là a pese segnao. Quattro parole gatto date rio. Giuliana cos'è in ogni momento li spipunisse d'ogni tradimento.